Ma volevo approfittare del tuo ruolo istituzionale per fare una domanda. È questa. Ieri o oggi o ieri ho letto qualcosa sull'Unione che il metano, grazie al gas, al progetto gas, costerebbe il 40% in meno. Ora, a parte il fatto così come è formulato, mi sembra talmente assurdo. 40% prima di tutto di cosa? Di quale prezzo? E quando? Cioè, mi chiedo quali sono queste doti divinatorie che ha il Presidente della Regione, cioè quello di prevedere che cosa succederà fra 15 anni. Fra 15 anni è probabile che il gas costerà o che non ce ne sarà, oppure che costerà magari molto di più di quanto costa il petrolio. E lui invece ha già deciso che costa il 40% in meno. Se poteva darmi una risposta in proposito, ti ringrazio. Problema Galsi. Sparano numeri, ma neanche loro sono coscienti di che cosa dicono. In Algeria in questi ultimi anni il gas metano viene utilizzato da una famiglia su due e tutta l'industria algerina viene alimentata col metano. Il metano è una risorsa assolutamente a scadenza, nel senso che se si continuano a conservare i costi di mercato da 4 a 5 dollari, avremmo ancora metano per 15 anni, massimo. Se invece questo metano, il prezzo del metano raddoppia, quindi da 8 a 9 dollari, allora questo metano probabilmente potrebbe durare anche 25 anni. E cinicamente e sinceramente anche ha dichiarato: noi stiamo facendo business, noi non stiamo facendo opere di bene. Domanda: ma ci scusi, ma questo Galsi è conveniente o non è conveniente? Risposta netta, detta da questi che gestiscono gli algerini: no, Galsi non conviene. Allora la Sardegna che cosa porta? Noi dobbiamo permettere che venga distrutto il nostro territorio, che ci tolgono anche la serenità, perché comunque gli incidenti dei gasdotti in tutto il mondo sono all'ordine del giorno, basta documentarsi su internet per vedere le esplosioni. Ci tolgono la serenità, tolgono spazio all'agricoltura, alla pastorizia, distruggono beni identitari come tutto il patrimonio archeologico che abbiamo, come sappiamo la maggior parte è ancora nel sottosuolo, distruggono campi coltivati, interrompono corsi d'acqua, pare che interrompano oltre 400 corsi idrici, che vuol dire che il nostro territorio viene predisposto e preparato a disastri idrogeologici come se non ci bastasse Capoterra, come se non ci bastasse Olbia, perché anche Olbia, costruita dalla mafia sui fiumi, alle prime pioggerelline, quelle che sono pioggerelline scontate, scoppia il disastro. E allora noi abbiamo tanti elementi che ci portano a capire che quello non è un progetto buono per la Sardegna. Uno, perché non ci danno il metano, perché tutta la linea, noi quando parliamo del metanodotto parliamo del tubo dorsale che attraversa la Sardegna, eccetera eccetera. Tutto il sistema, la rete di distribuzione per i numerosi comuni nostri, tenendo conto anche delle caratteristiche orografiche, perché abbiamo un territorio noi molto complicato, non è la pianura padana. Quanto costa la rete di distribuzione per portare ad ogni casa? In ogni casa poi bisogna cambiare tutti gli impianti, e che non ci raccontino che gli impianti che noi possiamo usare quelli del gas propano, perché sono impianti diversi, quindi bisogna sciusciare i dotti e rifare. Chi paga? La risposta è data quando io ho chiesto alla presidente della Sfirs, gli ho detto: Presidente, chi paga? Risposta: ma come? Nella bolletta, come l'Enel? Nella bolletta! Mi ha risposto. Sul fatto che questo tubo è unidirezionale, spacca la Sardegna, eccetera, eccetera. Unidirezionale.
Domanda al presidente, al numero uno della società Galsi: scusi presidente, ma supponendo che noi ci crediamo, ci portate il metano e noi siamo contenti, ma se l'Algeria decide di chiuderci i rubinetti perché è umorale, sono governi, oppure perché l'ha finito, oppure perché serve a loro, noi cosa facciamo? Avete previsto un'altra stazione di pompaggio gigantesca come quella che farete a Olbia per spingere? L'avete prevista anche a Ciampino? Risposta: non è necessario, perché arriverebbe per caduta. Ha detto per caduta, ha risposto per caduta in una situazione pubblica, quindi ci stanno anche prendendo per i fondelli, cioè no, non è pensabile. Il Mari, torniamo in Mari, parlo con un personaggio che mi ha detto a un certo punto: non possiamo fare i nomi perché se non fa. È un diplomatico, un alto diplomatico per 6 paesi africani, e mi ha detto: siete vicino a me che ti dico una cosa che forse ti fa, posso dirlo, ti fa incazzare oppure ti fa piacere. E gli ho detto: qual è la novità? E mi ha detto: mi sono ritrovato in una situazione a Roma, nel Parlamento, dove si discuteva del Galsi. Lui si occupava, è stato anche alto in Algeria lui. E mi ha detto, e sono rimasto scioccato per la leggerezza con cui tutti questi signori discutevano, erano di loro, discutevano del gasdotto Galsi e della Sardegna come se la Sardegna non fosse Italia. E gli ho detto: ma infatti la Sardegna non è Italia, ce lo devono dire perché noi abbiamo bisogno di organizzarci, ce lo devono scrivere perché noi lo sappiamo già. E mi ha detto: no, ma sai, era proprio inteso come Sardegna servitù di passaggio. E ho detto: sì, ma queste cose le so. Non solo, ma abbiamo avuto una finanziaria, ditemi se devo chiudere, ma una finanziaria, articolo 5,3 mi sembra della finanziaria, che dice: bene, finanziamenti con i soldi nostri di un popolo affamato, finanziamenti per l'opera gasdotto Galsi, che porta il metano dall'Algeria all'Italia attraverso la Sardegna. E me l'hanno scritto, Regione Autonoma della Sardegna, che paga la servitù di passaggio 150 milioni. E quando io ho sollevato il problema del dramma, anche di questa inconsapevolezza o consapevolezza di pagare cioè noi paghiamo con i nostri soldi per essere sudditi, per essere servi, e pare che sia io che non sono senalimente, però io l'italiano lo conosco perché è la prima lingua straniera che mi hanno fatto usare, che mi hanno fatto praticare, e io l'italiano lo conosco come conosco qualche altra lingua oltre la mia. Ecco che cos'è. Quindi questa è la situazione. Grazie. Ma dai. A proposito delle aziende, ovviamente puntavano sul lavoro, che le aziende avevano bisogno del metano per andare avanti. E sinceramente non ho potuto fare le domande perché si era fatto tardi, e io sinceramente mi domandavo: ma in Veneto, in Piemonte c'è il metano, perché le aziende stanno andando all'estero? Cioè, alla fine, come possiamo pensare che mettiamo il metano noi e arrivano le aziende? Massimo potrebbero avvenire le fabbriche che inquinano, perché le altre parti non le vogliono, ma non dovremmo mai pensare che poi mettiamo il metano e poi arrivano le aziende. Un altro punto che stanno spingendo erano le serre, perché non riuscivamo a fare prodotti a basso costo, e mi domandavo: ma come mai ultimamente la Sicilia ha fatto i movimenti dei fortuni, hanno le serre e anche loro si lamentano che non riescono a vendere il prodotto?
Perciò è tutto il problema questo del Solo un giro di soldi, magna. Quando dicono lo Stato ci impone adesso su gas, magari prima le altre aziende che hanno prodotto i cosiddetti cancri e molti purtroppo hanno dovuto lasciare anzitempo la Sardegna per andare in cimitero. Il mio ragionamento è questo, perché siamo da sempre ricchi di ricchezze naturali. Sarebbe bastato aver tutelato quelle ricchezze che c'erano esistenti, sicuramente avremmo un reddito paragonabile alla cosiddetta Svizzera. Però i nostri politici di turno, io li chiamo con tranquillità ruffiani, fattori, schiavi, persone che comunque non amano la propria famiglia, la propria terra, le proprie donne, i propri figli. Perché badate bene, un popolo come il nostro si può definire, non definire, si può dire che è una famiglia. E io sono comunque di questo parere: se uno sta a casa sua, non tiene alla propria moglie e se ne frega totalmente dei propri figli, che padre sarei se userei questi comportamenti? I nostri politici purtroppo stanno usando questi comportamenti. Come stavo dicendo, se io difendo la mia famiglia, sto difendendo anche la tua famiglia. Se io difendo i miei figli, sto difendendo anche i tuoi figli. Perché la gente che è costretta ad andarsene sono anche figli miei, sono anche figli vostri. Se i nostri figli sono costretti anche a non dover studiare, è come quelli quando si mettono a discutere la dispersione scolastica, non sanno come affrontarla. Il mio ragionamento è questo: ma se un padre di famiglia è anche la cooperante del padre, che sarebbe la madre o la moglie, se non ci sono i soldini per mangiare, per pagare le bollette, figuriamoci per avere il bigliettino per prendere il pullman e poi il libro. Usa essere dispersione scolastica. E che la prossima avvertenza sia per dare dignità a noi stessi. Ho finito. Grazie.